Celebrata anche ad Agrigento la giornata mondiale del rifugiato, voluta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione di milioni di persone che, fuggendo da guerre e violenze, sono costrette ad abbandonare i loro paesi e i loro affetti. L'Associazione Acquarinto ha avviato per tale scopo una serie di iniziative che ha visto oggi lo svolgersi di una tavola rotonda presso il CPIA di Agrigento con qualificati interventi, tra questi quello del dottor Emilio Agnello, l'ingegnere DS Santino Lopressi, il dottor Aldo Locurto, l'assessore Gerlando Riolo, Valeria Marchiche e Gabriella Sacchi per l'ASP. In serata al Moggio in piazza San Francesco, un momento conviviale basato sull'integrazione, condivisione, divertimento ma anche riflessione. Assessore, oggi un convegno qui organizzato da Acquarinto con grandi e belle testimonianze. Sì, in tutto il mondo si celebra la giornata del rifugiato. Agrigento è terra d'accoglienza, è terra dove abbiamo una presenza molto numerosa di signori, di persone che vengono e approdano nelle nostre terre e si mettono nella condizione di aspettare, per dei tempi non sempre certi, di aspettare il riconoscimento di rifugiati. È una situazione che ovviamente soffre un po' della normativa delle normative nuove e del clima che si sta un pochino generando nel paese. Agrigento si è sempre contraddistinta invece per essere una città aperta, per avere dato sempre disponibilità e avere dato sempre la giusta accoglienza a chi si trova in condizioni estreme, a chi si trova in condizioni di necessità. Noi pensiamo di continuare a farlo, pensiamo di continuare a perseguire questo obiettivo, perché pensiamo che sia un atteggiamento di umanità, un atteggiamento di giusta e vera umanità che va proposta ai nostri concittadini, che va salvaguardata per salvaguardare i diritti di chi diritti purtroppo non ha o li ha perduti. Come ogni anno noi organizziamo questa bellissima giornata che vuole essere un momento di condivisione e un momento di festa, ma soprattutto un momento di riflessione. I nostri graditi ospiti avranno modo appunto di parlare di buone prassi, di parlare appunto di quello che è il nostro fiore all'occhiello, che è l'integrazione, ma soprattutto di riflettere anche su temi importanti. La giornata di oggi però è una giornata che non racchiude solamente questa iniziativa, ma racchiude anche tantissime altre occasioni che sono quelle importanti che noi già abbiamo fatto in questi giorni, che sono appunto delle attività di integrazione territoriale, ma anche attività di gioia, di festa insieme ai nostri ragazzi. Si concluderà il giorno 4 luglio con il musical Camicette Bianche. Invitiamo tutti a venirci a vedere a Realmonte alle ore 21 in piazza Umberto I. Sono un medico volontario e per 6 mesi all'anno qui in Italia, gli altri 6 mesi in giro per il mondo. Ho fatto servizio a livello proprio individuale per conto mio in oltre 30 paesi e ho avuto l'onore anche di operare i lebbrosi a Calcutta con Santa Teresa di Calcutta, e spesso, dato che ormai mi avvicino all'età della pensione, ritorno qui dove io sono cresciuto per dare ancora un mio apporto in base alla mia esperienza e fare anche un po' di volontariato qui. Sono residente nel Comasco, faccio il medico di famiglia, però mi rendo conto che in Italia e soprattutto anche in Sicilia la situazione spesso è molto precaria, riguarda persone che non sono di nazionalità italiana e che cercano rifugio qui, ma anche mi occupo di siciliani in difficoltà economiche. Per noi questa è una grande sfida perché noi siamo passati in Italia, parlo dall'essere un paese di migranti, nel secolo scorso più di 24 milioni di italiani sono andati in America per lo più, ad essere invece un paese che accoglie, quindi per noi operatori questa è una grande sfida perché più di un quarto delle persone che arrivano sulle nostre coste hanno dei problemi, delle patologie psichiatriche, per cui i servizi devono sicuramente integrarsi, devono fare in modo di avere una buona sinergia, lavorare in un'ottica sistemica, naturalmente con il contributo degli enti locali,
locali, delle associazioni e soprattutto anche delle persone.